Eccoci amici di Sportisini in live dal centro sportivo Boncore di Palermo, qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia per l'incontro tra Monreale e Don Bosco Partinico, valido per il campionato juniores regionale della Sicilia, girone A. Il punteggio è cambiato già da qualche minuto in campo le squadre. Ci scusiamo ovviamente per il ritardo rispetto all'inizio della gara fissato per le 17:30. 1-0 la squadra di mister Di Gaetano, con il gol si è sempre parlato, giusto un paio di partenza comunque forte per la squadra che gioca oggi in tenuta rossa, quindi attacca nella porta più lontana rispetto alla nostra postazione, che ha già trovato la rete per sbloccare l'incontro con uno dei suoi giocatori di maggiore qualità, ovvero sia Stefano Valentino, che è iniziata da qualche minuto. Potete vedere in grafico 5,5, partita che è stata, diciamolo, anche a rischio sulla sua disputa, in quanto c'è stato un po' di maltempo che è imperversato su Palermo, dove potete sentire anche alle spalle di chi vi racconta la partita. Valida per il girone D del campionato regionale juniores categoria under 19, con Monreale che adesso torna ad attaccare, affrontare la difesa del Bosco Partinico, ma riprende a palleggiare da V per la squadra di casa. Il pallone per Cannella, potete vedere chiaramente le chiazze d'acqua sul terreno di gioco al Boncore, che ha però tenuto molto bene. Ricordiamo che soprattutto nel primo pomeriggio qui su Palermo è piovuta una discreta pioggia, ma adesso la situazione sembra essere tornata vicino alla normalità. Qui intanto una palla lunga bloccata dall'estremo difensore del Don Bosco. Ovviamente a breve avremo anche le formazioni delle due squadre. Intanto Davi con l'uscita di testa, quel pallone messo fuori, esce, controllo a Uzzo, viene però in soccorso un compagno di squadra al servizio sulla destra, cerca di uscire, il pallone riceve con l'intercetto. Parte dalle retrovie il Monreale, che chiaramente adesso ha messo in discesa la partita in attesa ovviamente di avere le formazioni. Veniamo un po' con quello che è il riassunto di quello che è stato il 2022 per le due squadre, in particolare per il Monreale, che ha avuto un buonissimo avvio di stagione con 4 vittorie nelle prime 4 giornate, con un piccolo mezzo passo falso Parma, poi un pareggio in casa contro il Cus e poi ancora la bella vittoria. Ma qui intanto c'è il gol del raddoppio, 2-0 per il Monreale, proprio mentre stavamo ricevendo anche le formazioni, quindi a breve vi darò anche conto di quello che è lo schieramento delle due squadre. 2-0 con il gol che è stato messo a segno
da Carlino. Per lui è il secondo gol consecutivo, a breve ci arriveremo. E dunque 2-0, parlato Carlino in circa 9 minuti. Qui intanto la palla veniva recuperata dal Don Bosco, c'è un fallo laterale, il direttore di gara che ordina il cambio rimessa, errore da parte di Cristofalo. Questo fallo laterale per il Don Bosco Partinico con la palla che viene servita nel cuore dell'area, Marino fermato, rimessa Monreale che ricordo è reduce dalla bella vittoria di fine 2022 sul campo dell'altra squadra di Partinico appartenente al girone, ossia il Partinico Audace, e che adesso ha già messo in discesa la partita contro la squadra che è proprio davanti al Partinico Audace in classifica. Ben figurando in questo campionato. Per Don Bosco l'anticipo secco da parte di Cristofalo, poi viene incontro e riceve Follari, inizia in profondità per provare a premiare la corsa di Pallato, pallone che però si perde fuori, allora anzi rimane in campo, vede in campo il Partinico con questo servizio all'indietro per il portiere di Giuseppe, colpo di testa da parte di David, poi prova a controllare e ci riesce Carlino, servizio per Randazzo. Ancora Carlino pressato, la palla che torna all'indietro, prova a controllarla Francesco Parlato, si perde in fallo laterale, la rimessa sarà per il Monreale, ma con il Don Bosco che cerca di venire su alla distanza. La palla recuperata proprio dal Monreale che cerca di uscire palla al piede con Stefano Parlato, lui che innesca le trame offensive, palla lunga intercettata. Pallone gestito adesso da Randazzo, poi ancora il numero 7 che cerca di intervenire, viene però anticipato, si lotta in mezzo al campo, prova ad intervenire anche Francesco Parlato, ma la sfera è per i giocatori in maglia scacchi bianconeri. La palla in profondità sulla corsa di Marrocco, l'anticipo secco da parte di Cannella che è il portiere del Monreale. Adesso sì, possiamo andare con le formazioni ufficiali. C'è Cristofalo col numero 2, Francesco Parlato con il numero 3, Carlino col numero 4, mentre qui recupera palla per un attimo il Don Bosco, uscita di Cannella. Proseguiamo con la formazione: David con il numero 5, numero 6 Follari, numero 7 Randazzo, numero 8 De Cofano, numero 9 Costantino, numero 10 Stefano Parlato, numero 11 Rocco. Risponde Don Bosco Partinico con, come abbiamo già visto, di Giuseppe in porta, numero 2 Menti, numero 3 Nobile, numero 4 Brigati, numero 5 Ascone, numero 6 Console, numero 7 Paradiso, numero 8 Tolentino, numero 9 Marrocco, numero 10 Marino, numero 11 Lo Iacono. Muove palla adesso sulla linea centrale del campo il Monreale con Carlino, servizio tra le linee per Costantino, triangolo che si chiude. Ancora Carlino fermato, poi la palla allargata sulla sinistra da De Cofano che però sbaglia l'appoggio. Arriva il primo urlaccio da parte di mister Di Gaetano, il quale sicuramente abile tecnico, abile stratega, ma anche facilmente riconoscibile nel suo aplomb, per così dire, ai bordi del campo. Follari, pallone per Cristofalo che viene forse toccato irregolarmente, la sfera viaggia dalle parti di Carlino che allarga di nuovo per Follari. Follari passa al centro, non riesce ad agganciare qui Randazzo, la palla diventa buona per i giocatori in maglia bianconera col servizio di Marino in profondità. Esce Cannella, fa suo il pallone, cerca di rimetterlo subito in gioco, preferisce ripartire dalle retrovie da David. Follari porta avanti bene il pallone, resiste alla carica di Tolentino, poi gioca su De Cofano. Ancora De Cofano prova a passare per vie centrali, perde il rimpallo, perde anche il pallone che viene adesso servito a Lo Iacono. Cercato ma non trovato Marrocco, buono qui il gioco da parte della difesa in maglia rossa. E allora Carlino, giocata su Follari,
Avanza il numero 6, palla ancora per Carlino che allarga a sinistra, cercando l'avanzata da parte di Francesco Parlato che fugge sulla sinistra, mette in mezzo il pallone, c'è la chiusura da parte della difesa del Partinico, ancora però sui piedi dei giocatori del Monreale. Randazzo, De Cofano allarga il fronte, va da Follari, sovrappone De Cofano, la palla è per lui, bellazione del Monreale, e qui chiude la difesa prima con Console, poi con Nobile, calcio d'angolo in favore degli uomini di Di Gaetano, scaduto, prossimo a scadere il quarto d'ora del primo tempo. Intanto liscia la conclusione Carlino sullo schema da calcio d'angolo, viene a prendere il pallone lo Iacono, chiuso da Francesco Parlato, vince il rimpallo e allora c'è bisogno dell'intervento in aggiunta da parte di Francesco Parlato. Poi servizio in avanti a cercare Marrocco, però servito ancora male dai compagni di squadra, e allora può avanzare Cristofalo, lancio in avanti intercettato dall'intervento di Paradiso, fallo laterale. Il Monreale che prosegue nella gestione, nell'avanzata, sempre però senza rischiare nulla. De Cofano passa per vie centrali, riesce a trovare poi la palla lunga da parte di Randazzo, intercettata, stava scattando Brocco, è stato però fermato da Mendola e allora è rimessa ancora per il Monreale con Stefano Parlato che gira attorno al pallone, viene ancora una volta fermato, ma è sull'ultimo tocco si arrabbia, non si sa se con se stesso o con l'arbitro. L'autore del primo gol che, ripeto, purtroppo ce ne scusiamo e ce ne doliamo molto, non siamo riusciti a mandare in onda proprio perché mentre stavamo avviando la trasmissione in diretta qui dal Boncore è arrivata la palla a gonfiare il sacco di Cannella, temporeggia un po', rilancia dove però non ci sono compagni, poi però sulla respinta arriva Randazzo, cerca la palla lungolinea, viene intercettata da Ascone e allora Partinico che cerca ancora di uscire palla al piede con l'avanzata da parte di Capitan Marino, fermato però Randazzo, va a dare una mano dietro Francesco Parlato, tocca all'indietro sull'altro centrale e poi il rinvio di Cannella, intercettato però da lo Iacono, evitato l'intervento di Francesco Parlato, prova ad andare l'11 che mette in mezzo il pallone, il tiro di Marino, blocca Cannella in quella che è la prima vera occasione della gara per il Partinico, ma adesso c'è spazio per il tentativo di ripartenza, palla però gestita male e messa direttamente in fallo laterale, il tocco impreciso da parte di Stefano Parlato. Messa a cercare Marrocco, scontro con Cristofalo, l'arbitro premia proprio Cristofalo e dunque è calcio di punizione da una posizione molto interessante per il Don Bosco Partinico. Vuole sentire ragione il direttore di gara, sul pallone si porta Francesco Marino. C'è il fischio del direttore di gara, la rincorsa di Marino, colpo di testa a mettere fuori da parte di Francesco Parlato, calcio d'angolo per il Don Bosco Partinico. Campo abbastanza piccolo, almeno in ampiezza, quello del Boncore. Marino dall'angolo, pallone in area, messo fuori dalla difesa in maglia rossa, ma ancora insiste il Don Bosco con questa palla giocata da lo Iacono, allontanata da Follari. C'è una rimessa per Nobile direttamente sul lato corto dell'area, colpo di testa di Cristofalo, poi quello di Carlino anticipato qui Stefano Parlato, poi conclusione che rimbalza davanti a Cannella e Cole però non trema e la prende
Prova adesso a scattare il Monreale, ma c'è la palla ancora recuperata. Marino, servizio vicino per la chiusura per i danni di Paradiso. Bene Cristoforo qui in uscita, palla al piede, poi incespica all'ultimo momento, viene triplicato il numero 2, la rimessa è per lui. Rimessa questa per David, battuta lunga, cercato e trovato Costantino che può avanzare in velocità, va a Costantino sul lato destro, passaggio però intercettato, arriva per primo Di Giuseppe, fa sua la sfera, attende l'avanzata dei compagni prima di battere lungo verso Marrocco, la sponda che trova però il controllo di De Cofano, poi non controlla Follari, rimessa Don Bosco. La rimessa per Nobile, colpo di testa di Marrocco, quello di David, poi appoggio di Randazzo all'indirizzo di Francesco Parlato. Qui la giocata di Costantino col sombrero danni dell'avversario, ancora Costantino che avanza, il tocco in avanti per Stefano Parlato, conclusione sul fondo. Ha cercato l'appoggio col destro d'esterno il numero 10 della squadra in maglia rossa, ad un passo al 3-0 e dalla doppietta personale, ma qui Costantino aveva apparecchiato perfettamente la tavola per il suo compagno di squadra, tutt'altro che abile nello sfruttare l'assist. Qui recupera però ancora palla il Monreale, ancora fermato Parlato, poi Brocco, avanzare Brocco che allunga la falcata, viene fermato dall'intervento di Mendola, fallo laterale per il Monreale che insiste. Stefano Parlato, intercettato con il suo passaggio, rimessa sempre per i padroni di casa. Rimessa per Brocco, cercata l'area dove c'è Costantino anticipato di Randazzo, alza questo strano campanile, arriva Brocco quando la palla è già uscita. Battuta lunga intanto di Marino per la corsa dei compagni, in particolare di Lo Iacolo che non riesce ad arrivare, momento che arriva invece a folate sul buon di Palermo. Marino cerca di alzare questa palla d'esterno, intercetta con calma Cristoforo, poi Follari, si gira Follari, viene spinto in maniera anche abbastanza evidente da Tolentino, guadagna comunque fallo laterale il numero 6, palla per vie centrali, sponda di Costantino però ad arrivare Stefano Parlato, anticipato da Console che senza badare ai fronzoli mette la palla fuori, fallo laterale, una rimessa a favore della Monreale, rimessa battuta da Francesco Parlato, altro colpo di testa, poi prova ad arrivare Carlino anticipato, palla però ancora una volta spazzata. Controllo volante di Stefano Parlato, poi avanza Costantino che cerca poi la corsa di Brocco a sinistra, Brocco in mezzo al pallone, allontanato ancora una volta da Console, e poi il controllo che riesce allo Iacono che tiene la palla in campo ma non riesce a servire i compagni. David in avanti dove c'è De Cofano fermato, poi serie di batti e ribatti, allontana la difesa bianconera, interviene ancora Cristoforo in anticipo. Allarga qui Carlino, colpisce in pieno De Cofano, poi recupera il pallone, Cristoforo riesce a farla passare per fuori. Randazzo di prima, allarga, ma il pallone è corto per De Cofano e allora può provare ad uscire il Don Bosco, ma ancora una volta Cristoforo a intercettare e a partire. Cristoforo prova ad andare sul fondo, fermato Costantino, fermato anche lui. Nuovamente Cristoforo a lottare, arriva nell'azione anche Follari che colpisce un avversario, calcio di punizione per il Don Bosco.
Qui l'intercetto ai danni di Marino, prova a passare e ci riesce Costantino, fermato però, l'arbitro lascia correre, non c'è fallo sul 9 della squadra di casa. Recupera però il pallone Stefano Parlato, ancora Stefano Parlato, riesce ad arrivare sul fondo, il numero 10 mette al centro il pallone, altra deviazione da parte di Console, altro calcio d'angolo per la squadra di mister Di Gaetano, che cerca a questo punto il gol che andrebbe ad ammazzare definitivamente la partita. La bandierina va proprio autore del primo gol. La battuta al centro molto tesa, smanaccia di Giuseppe in qualche modo, poi insiste ancora con la conclusione da parte di Carlino, che si perde alta. Che decide di giocare corto su Mendola, pallone però intercettato con Brocco che cerca di avanzare. Brocco, lo sguardo in mezzo, la chiusura da parte di Ascone, la coppia centrale con grande lavoro questi primi 26 minuti di gioco. Qui prova ad uscire il Don Bosco, la palla poi giocata dallo Iacono verso Marino, lo Iacono riesce a passare, avanza Marino col dribbling, bravo a rallentare Davi, poi il Randazzo lo ferma senza commettere fallo. Qui buona giocata difensiva di squadra da parte degli uomini di Gaetano. Poi Francesco Parlato, la palla appoggiata per Costantino, avanza il 9, tocco per Follari per l'inserimento da parte di De Cofano che crossa, viene stoppato il suo tentativo, arriva Cristoforo che dentro via, decide di calciare, poi la palla arriva a Randazzo ai 30 metri viene fermato, controlla lo Iacono che poi cespica sul terreno, finisce in chiusura, ma c'è sempre il fallo ai danni di Stefano Parlato. Potete anche avvertire il vento che soffia, più un fastidio per le orecchie di chi ascolta che non un problema per chi vi racconta la gara. Calcio di punizione sulla palla Carlino. Il fischio dell'arbitro, la battuta di Carlino molto alta sul secondo palo, colpo di testa a mettere fuori, poi prova ad arrivare del successo Cristoforo, lunga invece Don Bosco, non perde una botta. Carlino, Stefano Parlato, cerca di far Costantino, ma arriva fuori gioco. Numero 9. Per Davi che fionda in avanti, palla troppo lunga per tutti, Giuseppe in uscita. Di ginocchio da parte di Marino, sfera che torna in possesso dei giocatori del Monreale. Qui la sponda ottima da parte di Stefano Parlato, poi il pallone a scavalcare da parte di De Cofano, chiuso, ancora avanza Follari, ingresso in area. Con il cross di Parlato sul secondo palo, arriva Randazzo che colpisce il palo e palla che poi finisce in calcio d'angolo dopo la deviazione di Mendola. Ad un passo ancora dal 3-0 la squadra di Gaetano, non fortunata in questa circostanza, con Legno colpito dopo un'altra bella azione. Per il Monreale che allunga adesso in maniera decisa nel risultato. 3-0, torna alla mezz'ora del primo tempo.
squadra di mister Di Gaetano. Arriva anche il gol da calcio d'angolo dopo le due conclusioni precedenti, una di Stefano Parlato e una di Carlino, quindi gol e assist per il numero 10. Dunque consente ai suoi di allungare nel parziale. Intanto allunga invece sulla fascia sinistra Francesco Parlato, che ha già recuperato palla per la sua squadra, poi si porta il pallone oltre l'out e quindi sarà una rimessa a favore del Don Bosco. Passaggio ancora sbagliato, Don Bosco che è anche un po' sfiduciato dopo questi gol presi, ha avuto un paio di fiammate nella fase successiva al gol di Carlino. Poca roba però per poter impensierire Cannella e i compagni della difesa. Qui buona palla ancora recuperata. Carlino, Cristofalo, palla lungolina a cercare Follari, che è costretto a indietreggiare, lo ferma in questo caso Paradiso per una rimessa e per il Don Bosco parte con le mani questa palla in avanti, un anticipo di Davi su Marrocco, l'arbitro fischia fallo, sia palla che gamba. Salgono le torri per squadra di mister Marino, con la palla che arriva in area, non riesce a girarla Marrocco, anche abbastanza scordinato, tra le altre cose ha fatto desistere dall'intervento anche Ascone. E riparte dal fondo Cannella, ci avviamo verso fascia finale, primo tempo. Cristofalo fermato dall'intervento di Marrocco, poi Marino costretto ad allungare nella falcata, bravo Carlino a chiudere. Attenzione alla corsa di Costantino, l'uscita con i piedi da parte di Giuseppe. Rimessa Francesco Parlato, tocco per Stefano Parlato, agganciato da dietro da Marino, gli chiede subito scusa. Da 10 a 10 Follari sulla destra, prova ad andare via, allunga la falcata Follari, propone questo cross direttamente tra le mani di Giuseppe, continua ad avere il pallino del gioco in mano. Parlato, Francesco Parlato, Davi, Follari chiude il Don Bosco Martinico, ancora Follari però riesce ad andare dopo l'intervento di Brigati. La palla finisce fuori, c'è un fischio contro Follari. Carlino riesce ad allontanare la minaccia, poi Costantino, anzi Stefano Parlato sovrastato da Tolentino. Marino cerca di scavalcare verso lo Iacono, esce bene Cannella e può avanzare, può correre Brocco, palla lungolinea, intercetta ancora una volta Mendola, laterale, ci avviciniamo agli ultimi 10 minuti del primo tempo, parziale 3-0 come potete vedere in grafica per il Monreale. Ricordo le reti, Parlato proprio in avvio di gara, poi Carlino dopo 9 minuti e infine al 23esimo
rete del 3-0 firmata sui sviluppi di una palla inattiva da Cristoforo. Intanto Follari, contrastato a Paradiso che evita il calcio d'angolo, poi riesce a spazzare in qualche modo la difesa con l'intervento di Console e poi c'è un fischio in favore proprio della squadra bianconera. La battuta in avanti, Marino prova ad avanzare, lo chiude all'inizio. Stefano Parlato. Avanza Stefano Parlato, riesce a tenere il pallone. De Cofano arriva a Carlino, per lui è zona tiro, decide di allargare invece per Follari che non arriva, perché lì c'è anche una bella pozzanghera, non riuscite a vederla per il campo, ma proprio all'altezza della bandierina nel lato destro dell'attacco del Monreale c'è una mezza che blocca tutto. Tema per Carlino, probabilmente una cosa nell'occhio, qualcosa che gli è stato rimosso al bagno. Qui intanto fallo sul Marocco, punizione Don Bosco Partinico. Punizione verrà battuta da Marino. La battuta direttamente a cercare la porta, Cannella non ha problemi ad intercettare. Qui ottimo il tacco di Randazzo per la corsa di Francesco Parlato, il tocco poi per Costantino che non riesce ad agganciare, la palla è ancora buona per l'attacco del Monreale. Follari, il cross al centro, non arriva nessuno, sul secondo palo sono in due, uno di questi è Stefano Parlato che prova ad andare, anzi si tratta proprio di Costantino. Costantino chiuso, riesce a metterla al centro, chiude ancora Ascone, rimessa Monreale che qui ha avuto l'opportunità di sfruttare questo contropiede, è mancato il controllo. Costantino, rimessa in avanti, il controllo, spalla alla porta di Costantino, chiuso, direzione di gara che lo premia col fallo laterale. Tra le proteste, giocatori ospiti, altra rimessa per Brocco in area di rigore, allontana ancora la difesa con Console, si ripartirà qualche metro più indietro rispetto al punto di battuta della precedente rimessa, sempre con Brocco con le mani. Questa volta riesce la torre a Stefano Parlato, colpo di testa da parte di Tolentino verso Brocco, Brocco lotta per tenerla in campo, non ce la fa e allora sarà fallo laterale per il Don Bosco Partinico. Difficile chiaramente la missione per la formazione bianconera, che però ci vuole chiaramente provare finché il tempo è dalla sua parte. Qui però viene fermato lo Iacono, l'appoggio poi dietro su Nobile, poi servizio in avanti da controllare, non vuole buttarla, la gioca su Follari, passa in mezzo a due, poi trova lo scarico Randazzo, allarga verso De Cofano che non viene servito neanche dal successivo tocco del numero 7, rimessa nella linea mediana del campo per la squadra partinicese. Servizio verso Marocco, ancora il duello ad alta quota con Davì, vinto dal difensore con la maglia numero 5 e Cannella che può fare su il pallone. Mette giù Brocco, cerca di girarsi in mezzo a due, guadagna il massimo, ossia un fallo laterale
che non riesce a Stefano Parlato, poi prova a liberarsi per tentare la giocata a Costantino, che si è preso lo Jacopo, fermato a sua volta dal buon ripiegamento difensivo di Randazzo. Randazzo che è partito alla panchina nelle ultime gare, oggi buona occasione per lui, manca Uzzo, ricordiamo, impegno tutt'altro che preoccupante sulla carta, lo aiuta e sicuramente lo aiuterà anche a mandare in campo forze fresche a cuor più leggero nella seconda metà di gioco. Intanto c'è l'avanzata con la palla messa in mezzo, deviazione sui piedi di Randazzo che calcia male, la deviazione di Costantino, non aveva calciato bene a prescindere dalla deviazione del suo compagno di reparto. E allora, dal fondo di Giuseppe Fitto, ricordate panchine, secondo portiere Rancatore per il Monreale, che aggiunge Culino, Giaimo, Barcellona, Uzzo, Bompasso, Greco e Seidita. Don Bosco Partinico e porta con sé in panchina Cusumano, Lucca, Marchese, Saitta, Franzone e Brugnano. Calcio di punizione intanto proprio per la squadra ospite. Siamo nella discesa che ci porterà all'intervallo di metà gara. Calcio di punizione del quale si vuole incaricare Ascone, vedremo se cercherà l'area o se cercherà i pali, lui che dovrebbe essere deputato a saltare vista la sua stazza. Cerca questa palla a metà tra un tiro e un cross, l'uscita di Cannella in qualche modo smanaccia, poi allontana Francesco Parlato, la deviazione poi arriva Randazzo anticipato Marrocco sul quale interviene Davì, poi l'intervento di Follari duro, poi ripartire Monreale, anticipato anche da Stefano Parlato che allarga su Follari. Cerca la palla centrale, la chiusura di Ascone in due tempi per evitare l'arrivo di Stefano Parlato, poi riesce ad evitare il fallo laterale lo Iacono, altro fischio guadagnato da Marrocco, a tenere sulla squadra. Non semplice il compito, perché sì, Marino e lo Iacono gli ronzano attorno, gli danno la mano, ma Davì che lo sta tenendo lì in maniera abbastanza rocciosa non è un compito semplice. Calcio di punizione comunque per il Don Bosco, fischia l'arbitro, la palla che arriva al limite dell'area, controlla Marino, fermato da De Cofano, e per l'arbitro basta così. 3-0 per il Monreale su Don Bosco Partinico. Ricordiamo la successione dei gol: Stefano Parlato ad aprire le marcature, il 2-0 porta la firma di Carlino, il 3-0 infine sugli sviluppi di una palla inattiva da parte di Cristoforo. Noi restiamo ovviamente live dal campo Boncore di Palermo e poi secondi 45 minuti.
Rientriamo dal campo sportivo Boncore di Palermo, secondo tempo della sfida tra Monreale e Don Bosco Partinico, valido per il girone B del campionato regionale Juniores Sicilia. Risultato di 3-0 a favore della Monreale in virtù dei gol messi a segno da Stefano Parlato, da Carlino, infine da Cristofalo. Ci sono già delle novità, dei volti nuovi per quanto riguarda la seconda frazione in casa Don Bosco Partinico. Abbiamo visto l'uscita del portiere, ossia di Giuseppe, del numero 4 Brigati. 6 console. Vediamo in campo mentre inizia la ripresa il secondo portiere, che è Cusumano, poi il numero 13 Lucca e il numero 14 Marchese. Novità anche dall'altra parte, anche in casa Monreale, perché è entrato con maglia numero 19 Seidita. Ha preso il posto, da quello che vediamo, del numero 8 De Cofano. In breve assumerò non solo le formazioni ma anche la parte residuale delle due panchine, mentre non riesce il cross a Follari. Dunque adesso è in campo il Monreale con Cannella tra i pali. I difensori sono Cristofalo, autore del terzo gol, con David e Francesco Parlato sugli esterni. Scambio con Randazzo, la palla che arriva in area di rigore, interviene Follari, poi Costantino, aggredito da Lucca, palla a Follari, prova a districarsi Follari, viene chiuso. Intervento di un difensore avversario. Adesso è passata la linea a 4 per la difesa della Monreale, con Cristofalo che agisce sull'out di destra. I centrali adesso sono Francesco Parlato e David, a sinistra agisce Brocco, in mezzo al campo ci sono Follari, Randazzo e Carlino. In attacco Stefano Parlato e Seidita a supporto di Costantino. E invece in porta gioca con appunto adesso la maglia numero 12 Cusumano, scusate. Agiscono in difesa da destra a sinistra con il 2 Mendola, con il 3 Nobile, con il 5 Ascone e adesso col numero 14 Marchese. In mezzo al campo c'è Lucca con la maglia numero 13 insieme a lui Tolentino con la maglia numero 8. Sugli esterni lo Iacono col numero 11 e Paradiso col numero 7. In avanti Marino col numero 10 a sostegno. È l'unica punta che è Marrocco, che indossa la maglia numero 9. Calcio di punizione per il Don Bosco Partinico. Seguiamolo e poi procederò con la lettura di quella che è la parte rimanente delle due panchine. C'è il fischio, la battuta che scavalca la traversa da parte di Marino, e allora le panchine con quella del Monreale in primis. Monreale che ha ancora a disposizione il secondo portiere, ossia Rancatore, poi Culino, Giaimo, Barcellona, Compasso e Greco. Ancora tante soluzioni per mister Di Gaetano, il quale probabilmente vuole anche centellinare i cambi, mentre dall'altra parte dopo questi primi 3 cambi mancano Saitta, Franzone e Brugnano a disposizione del Don Bosco Partinico, che qui riesce a chiudere sull'avanzata di Costantino. Tocco adesso di Marchese, poi chiude uscita alta in pressione Cristofalo, la palla che si perde oltre la linea laterale per un fallo laterale che viene battuto Marchese. Deviazione sul suo rilancio, poi prova ad arrivare Marrocco, il quale non riesce a sfondare sui compagni. Poi la palla ancora messa fuori, altro fallo laterale per il Monreale che rimane in zona d'attacco. La gara, squadra di Gaetano. Qui cerca Stefano Parlato, il
cross, non riesce ad arrivare Costantino, che poi va ad anticipare il portiere, deposita nella porta vuota e segna il 4-0 in gol. Dunque anche Costantino, che cala il poker per il Monreale, e adesso parziale ancora più ampio tra le squadre. Quasi 5 minuti trascorsi, Monreale che ha praticamente le mani sulla gara, altra goleada ai danni di una squadra di Partinico dopo la netta affermazione nell'ultima gara del 2022 contro l'altra squadra partinicese, ovvero sia Partinico Audace. Intanto calcio di punizione da circa 30 metri. Di punizione con la palla che spiove, blocca addirittura Cannella sul tentativo da parte di Nobile. Prova ad uscire, palla al piede, il Monreale perde palla, Follari che la riconquista, l'arbitro vede un fallo, Follari protesta, sostenendo di avere le braccia larghe. Si porta Ascone. Tanto cambi, escono Mendola e anche Paradiso, spazio per Franzone con la maglia numero 16 e per Brugnano con la maglia numero 17, ma un solo cambio adesso al Don Bosco, che qui deve difendersi dall'avanzata da parte di Costantino, il servizio verso l'area di rigore dove c'è il tentativo da parte di Stefano Parlato, il quale viene stoppato, però insiste ancora la squadra di Di Gaetano. Follari passa, il tocco per Stefano Parlato, fuori gioco, fischiato contro l'autore del primo gol. I dubbi più che altro per la presenza sul secondo palo proprio del nuovo entrato Brugnano, che forse teneva in gioco tutti. Non è di questo avviso però il direttore di gara, che è stato molto deciso nel decretare il calcio di punizione. Lucca, la sterzata, quella palla per Marrocco, si scontra quasi con Marini, riescono comunque a tenere il pallone, poi il passaggio è impreciso verso i compagni lì davanti, ritrova il pallone il Monreale che prova l'uscita, chiude lo Iacono, poi Carlino, sempre lo Iacono su di lui, poi la pressione ai danni di Franzone che cerca di uscire, interviene Follari che passa sul 2, non sul terzo, ma c'era stato prima il fallo. Calcio di punizione e ne approfitta mister Di Gaetano per alternare i propri portieri. L'ingresso di Rancatore al posto di Cannella, praticamente inoperoso, soltanto qualche uscita per lui, che dopo una cinquantina di minuti vede esaurirsi il suo compito. Spazio Arrancatore che ha giocato la sua ultima gara da titolare, quella che attualmente è l'unica sconfitta del Reale, quella del Francobologna contro la Parmonval. La palla scodellata in mezzo, Sedita fa passare per Randazzo che passa, lo ferma senza commettere fallo Brugnano. Stefano Parlato, il quale prova ad arrivare ancora Stefano Parlato, scambio poi veloce con Randazzo e con Sedita.
Seidita allunga la falcata, ingresso in area, ancora Seidita, cerca di puntare l'ultimo avversario che lo ferma. Si tratta di Ascone, che gliela mette in fallo laterale. Brocco con i compagni in area, cerca la battuta lunga, colpo di testa a mettere fuori da parte del numero 3 Nobile. Poi Marino prova a far correre, in questo caso Franzone, l'intervento ai suoi danni di Davì, poi Davì protegge l'uscita del pallone, sarà rinviato al fondo per Rancatore, che ha rimesso subito in gioco la palla. Avanza Francesco Parlato e solo Carlino può girarsi e può avanzare. Il dribbling poi da parte di Brocco, che cambia gioco, vede l'arrivo da parte di Cristofalo, poi Follari, Stefano Parlato, la gira indietro per Carlino, apertura con Brocco che non trova l'aggancio, va perso l'appoggio, numero 11. Qui intanto occhio alla palla lungolina per Marrocco, Davì quasi in surplus, anticipa e mette sui piedi di Rancatore, palla bloccata in area dal vento, poi interviene Lucca, non Carlino, allora Marino prova ad andare, Marino, poi conclusione, poco fuori, era fermo qui il Rancatore, difficile che potesse fare qualcosa su questo tiro, molto ben indirizzato, è uscito di pochissimo quando sono passati pochi 10 minuti del secondo tempo. Il parziale adesso è di 4-0, ricordo. Stefano Parlato, Carlino e Cristofalo nella ripresa, il poker fatto da Costantino. La battuta del calcio d'angolo adesso per il Don Bosco Partinico, con la palla che arriva, colpo di testa a mettere fuori, poi cerca di avanzare Costantino, il quale non riesce nella sponda, poi può avanzare ancora il Monreale con Costantino che ritrova la palla, la apre a destra, arriva Cristofalo, c'è Randazzo in area, la palla è per lui, ma c'è l'uscita da parte di Cusumano che fa avanzare i compagni. Battuta lunga, controllo tentato da Marrocco, ha recuperato ancora il Monreale. Randazzo gioca di prima su Stefano Parlato che fronte alla porta, costretto però dall'altezza a cercare spazio, si rifugia sulla destra Follari, cerca di cambiare gioco, Carlino in qualche modo lo aiuta, poi non preciso il pallone di Brocco che poi va a pressare, va quasi a recuperare palla, spazza via senza badare ai fronzoli Brugnano. Marchese anticipato da Seidita, c'è forse una trattenuta, resiste Seidita, fermato però poi dal numero 14 maglia bianconera che lancia Marrocco, la palla poi calciata in avanti da Marino per provare a premiare la corsa da parte di Franzone, palla che finisce fuori, rimessa per il Don Bosco Partinico. Chiamato l'arbitro per un cambio. Ingresso di Barcellona. E l'uscita. Da parte di Carlino. Siamo a pensare proprio in mezzo al campo di Barcellona. Avanti ancora per il Don Bosco che cerca di attaccare, la scarica indietro per il cross di Marchese, direttamente fuori, non riesce a far curvare la traiettoria del cross. Il numero 14 è entrato in avvio di ripresa, ha già rimesso in gioco il pallone il Monreale, anticipo di Ascone, poi Randazzo dove c'è Lucca, Follari, Costantino e palla, poi decide allargare sulla destra Cristofalo,
serie di dribbling del numero 2 che poi appoggia per la corsa da parte di Randazzo. Il cross riesce ad arrivare Costantino che aggancia, prova a girarla, non trova però la conclusione, bloccata senza grossi problemi da Cusumano. Rinvio dell'estremo difensore, è passato quasi un quarto d'ora all'inizio del secondo tempo. È successo un veramente mini intervallo, oltre ad aver cominciato la gara con 2-3 minuti in anticipo rispetto all'orario delle 17:30, scusante rispetto a quello che è stato un nostro ritardo nell'inizio della trasmissione dell'incontro. Tra altre cose abbiamo anche, lo ribadiamo anche per una questione di trasparenza, mancato la messa in diretta da Stefano. Spuntare su Costantino, il primo dribbling, il secondo dribbling, Costantino incrocia col sinistro, non trova lo specchio, poteva essere il gol del 5-0 e della doppietta personale. Palla che si è persa fuori dallo specchio, intanto continuano a muoversi gli elementi della panchina del Monreale. Mezz'ora alla fine. Stefano Parlato tocca di testa Costantino resiste, prova la botta col destro, palla che finisce ben al di là della porta. Cusumano che può andare al rinvio. Controllo di Follari che però non viene appoggiato dai compagni. Poi palla messa fuori. Brocco la scorta oltre la linea laterale. C'è un cambio ancora nella Reale. Tocca a Gulino. Il Monreale. Costantino, la palla poi alzata in avanti, poi c'è però il solo Nobile che può allontanare, poi prova ad intervenire Marchese, la palla finisce fuori, è uscito Brocco per fare posto a Gulino. Non vuole fare cambi in massa, vuole gestire con calma le forze a sua disposizione mister Di Gaetano. L'intervento da parte di Brugnano che poi ritrova la palla, la perde in un secondo momento, cerca di passare poi senza successo Barcellona e poi va a pressare e recupera. Follari, tutto fare di questa squadra, abbiamo visto fare in appena 4 partite tanti ruoli, il terzino, il centrale, la mezzala e l'esterno a tutta fascia. Giocatore che si adatta anche alle situazioni tattiche diverse, visto che finora abbiamo visto giocare il Monreale con fondamentalmente due diversi schemi, il 3-5-2 e il 4-3-3. Comunque con sempre un interprete di qualità in mezzo al campo. Intanto Rancatore rischia qualcosa, probabilmente ha toccato la palla con le mani fuori area, ma nel contempo probabilmente anche sbilanciato da un avversario. Fatto sta che il direttore di gara non ha fischiato nulla. Monreale che ha ripreso il gioco, salvo poi perdere ancora palla e c'è un fallo laterale per la squadra ospite. Pallone allontanato dalla difesa di casa. Avanzata di Barcellona, gran lancio qui per la corsa tentata
da 6 dita, anticipato però da Cusumano, destinatario di un grande lancio qui 6 dita. Non è riuscito davvero per poco ad anticipare il portiere, a presentarsi di fatto verso la porta vuota. Allontana qui Marchese. Davi in anticipo su Marrocco con un braccio, anzi si trattava di Francesco Parlato. Calcio di punizione, mentre prepara un'altra mossa mister Di Gaetano. Esce Davi, ingresso col numero 17 di Bompasso. La battuta qui da parte di Ascone, colpo di testa in anticipo e poi prova a partire con la sua velocità Costantino. Lo ferma Ascone, poi subentra bene nell'azione Parlato. Conclusione di Costantino sopra la traversa. Sono sempre loro due, Costantino e Parlato, in rigoroso ordine di numero di maglia, a creare i maggiori grattacapi. Va segnalato, oltre alla prova di Follari, anche quella di Candazzo, che si sta facendo rispettare sul piano fisico e non era scontato, considerando anche la differenza di stazza, soprattutto a centrocampo con i giocatori del Don Bosco. Intanto Costantino che allarga sulla destra, ancora il rimpallo vinto, la palla che è messa in mezzo. Costantino, grande intervento di Cusumano. Questa è una bella parata, bravi tutti sia dalla costruzione da parte di Bompasso, che era andato sul fondo, ha messo una bella palla. Bravo Costantino ad andare in spaccata, bravissimo anche Cusumano con la parata, istinto puro. Si guadagna la pagnotta dunque il numero 12 del Don Bosco Partinico. Intanto la palla allontanata ancora da Bompasso, questa volta decisamente meno preciso con i piedi. Colpo di testa da parte di Nobile, male Marchese, gli dà una mano Lucca a disimpegnare, ma ancora Monreale in possesso, sempre con Bompasso che scambia con 6 dita. Ancora Bompasso, la palla gli carambola addosso, il cross che non arriva a destinazione. Intanto noi giriamo attorno alla boa di metà secondo tempo, andiamo verso la discesa che ci porterà al 90°. Punteggio e ritmi della partita che sconsigliano, almeno per il momento, di prevedere quantomeno un ampio recupero. Quello poi è a totale discrezione del direttore di gara. Ci sembra squadre decisamente poco ai fronzoli alla gestione delle tempistiche di gara. Qui intanto allontana Brugnano, palla in fallo laterale. Per il Monreale, giusto Scarpino. Barcellona rimetterà in gioco con le mani, invece Culino non riesce nella sponda Costantino, palla che arriva a Cusumano. Come potete vedere batte ben al di là della linea, nel limite dell'area di rigore. Linea non facilmente visibile. È chiaro che la pioggia, anche il vento forte che c'è stato oggi per tutta la giornata, ha inevitabilmente portato qualche problema nella ricomposizione delle linee. Battuta lunga da parte di Francesco Parlato, la palla intercettata e finisce sui piedi di Randazzo, lancia in avanti a cercare Parlato, pallone allontanato, controllo in qualche modo di Costantino che si aiuta col terreno di gioco, arriva Barcellona, palleggio e tocco per Stefano Parlato che aggancia, mette in mezzo, diventa un tiro che si perde abbondantemente fuori.
tante cose mister Di Gaetano ha stoppato il riscaldamento degli altri elementi della panchina, in particolare di Jaimo, Uzzo e Greco. Greco e Uzzo tra l'altro partiti titolari nella gara, nell'ultima gara giocata, quella di fine 2002 in casa del Partinico Audace, pieno di gioco del San Salvatore di Partinico. Intanto c'è un fallo laterale in favore del Don Bosco Partinico davanti alla panchina del Monreale. Se ne incarica Marchese a 20 minuti dalla fine. Tentativo di controllo che riesce per Franzone, poi c'è un fallo da parte di Cristofalo. Si incarica della battuta Marchese. Adesso Tolentino che mette col sinistro, l'uscita, il rancatore non perfetto, allora prova Marrocco a rigiocare il pallone, c'è una deviazione, ancora Marrocco, colpisce l'esterno della rete, quello che in un certo senso è il primo squillo da parte di Michele Marrocco. Qui rancatore ancora una volta non eccezionale. Qui va al rinvio, trova il piede di Lucca, già in mezzo al campo Barcellona, dove Costantino per premiare la corsa di Randazzo. Randazzo a tu per tu col portiere, lo vede fuori dai pali, cerca di batterlo, però la palla si impenna anziché scendere verso la porta. E dunque altra opportunità che sfuma per il Monreale. Qui Gulino non perfetto nel tocco, molto meglio qui lo Iacono che si è bene fermato, la palla si perde oltre la linea laterale, l'arbitro però non se ne avvede e lascia giocare. Un colpo di testa ancora di Gulino, quello di Lucca. Almeno Franzone che cerca di intervenire, viene fermato, l'arbitro fischia contro Marrocco, punizione per il Monreale. Barcellona cerca Costantino che palleggia sulla linea laterale, ancora Costantino cerca di slalomeggiare, vince anche rimpalli. Follari guarda la porta, scambia con Sedita, il pallone di ritorno non è granché, Follari subisce un colpo. Calcio di punizione, fallo di Tolentino e soprattutto occasione per un tiro. Andrà alla battuta a Barcellona, almeno queste sembrano le intenzioni. La battuta di Barcellona direttamente sul muro, poi allontana. Attenzione perché c'è l'avanzata da parte di Randazzo, il tocco centrale per Follari, calcia male. Qui pallone recuperato, parlato, palla fuori, qui con grande nonchalance ha lasciato scorrere Cusimano mentre arrivano due gocce di pioggia. Cosa di leggero però veramente fastidioso.
Qui intanto c'è l'avanzata di Marino, fermato da Culino, l'arbitro non fischia. Culino rimane giù. L'arbitro ha fermato il gioco. Si riprende con lo Iacono che restituisce la palla al Monreale, ultimo quarto d'ora in arrivo. Qui al Boncore di Palermo. C'è un fallo laterale, non riesce a tenere in campo la palla il Monreale sul rinvio di Rancatore. Allora Marchese che va alla battuta con le mani, tocco poi favorisce l'intervento di Tolentino, poi spazza senza badare troppo ai fronzoli Culino. Rimessa giocata corta su Ascone, poi Cusumano, nonostante la pozzanghera. Marchese fermato, Costantino in area, Costantino calcia, sorvola la traversa. La palla recuperata per un attimo da Randazzo, inesauribile il numero 7, poi Follari si gira su se stesso, prova ad evitare il primo avversario, non il secondo. Allora lo Iacono, pallone, poi ancora a cercare Marrocco che viene fermato, poi subentra Franzone commettendo fallo piazzato per il Monreale. Già battuto Barcellona, Francesco Parlato, poi Rancatore tocca largo a destra per Cristofalo. Cristofalo vince il rimpallo, poi allarga a destra su Bompasso, può avanzare Bompasso, il tocco largo su Costantino che corre ancora, continua a svariare, poi c'è il tocco Randazzo, Raccone Gulino non visto, Follari passa sul primo, poi il tocco per Seidita che caccia, tiro ribattuto, Costantino al limite, allarga ma il tocco risulta corto, Bompasso prova a lottare e lui a toccare per ultimo, palla oltre il fondo. Cusumano va a rinviare, Seidita, Bompasso, ancora Seidita, palla che arriva al limite dell'area, Stefano Parlato la piazza palla fuori. Palla in avanti, giocata in qualche modo dallo Iacono, poi Lucca all'indietro, poi la perde Nobile, pallone per Parlato, fermato. La palla verso l'area di rigore, colpo di testa, ancora Costantino a provarci. Tocco centrale,
Poi lo Iacono viene incontro a ricevere, ancora Brugnano, scambiano i due, la palla passa e Brugnano può correre, palla per Marino. Marino sterza, ancora Marino che la tiene, poi viene fermato Follari con la pressione, riesce a recuperare allora contropiede, 3 contro 3, Follari con la palla a scavalcare per il tentativo che si perde fuori di Seidita. Si arrabbia con se stesso Seidita, però ancora da rimarcare, buona giocata, percussione centrale da parte di Follari, tanto altro recupero con Barcellona che tocca su Mulino, Parlato, porta sul pallone Parlato, prova a vincere il rimpallo con Lucca che rimane in piedi per ultimo e la porta su, ma ancora Follari, Barcellona, Follari porta sulla palla, sempre Follari, allarga Costantino, questa volta in posizione di rifinitore, prova a mettere in mezzo, Ascone mette fuori per Randazzo che prende l'atterraggio della palla, serve Barcellona che ricomincia, attento adesso si gioca su una peggio un po' più insistente per questo finale, Cristofalo non se ne cura, avanza, salta due avversari, non il terzo, palla che tiene Rancatore, intervento da parte di Brugnano, poi di testa Gulino, ancora Gulino che porta sul pallone, Stefano Parlato, il tocco di Randazzo per Follari, ancora il 10, avanza Stefano Parlato, lo aspettano i difensori avversari, Costantino ancora in posizione di esterno, Costantino riesce a saltare Marchese, propone un pallone arretrato per Follari e ancora una volta manca il tocco finale, il tocco risolutivo, questa volta tocca a Follari quando siamo negli ultimi 9 minuti di gara e anche il meteo, se cercavamo un terzo indizio per fare una prova dopo il risultato ormai acquisito, dopo il ritmo decisamente non troppo comestivo, che la pioggia che ha suggerito una chiusura nei 90 senza dare recupero. Randazzo non riesce a servire Barcellona, il Martinico, anche se non riesce, il Rancatore pressato trova di meglio da fare che metterla in fallo laterale, che sempre la direzione del vento arriva in trasversale lo Iacono, conclusione alta. Minuti circa di attesa per chi invece è in campo per questi minuti finali. Follari fermato questa volta, qui c'è un altro rimpallo fatto di granito rispetto ai suoi avversari e parietà. Qui la palla sulla corsa di Parlato che non riesce ad arrivare, vince un rimpallo a Ascone, una volta tanto un giocatore bianconero dovrebbe vedere questi contrasti. Rischiava il Rancatore di perderla,
Randazzo che ha cambiato fascia dopo il calcio, servizio e mezzo, non fa arrivare nessuno. Barcellona, Cristofalo, Manza, autore del terzo gol di questa partita, che scambia con Costantino. Pallone che torna nella sua disponibilità. Parlato ancora per Cristofalo, rientra in tempo al fuorigioco. Randazzo, Cristofalo anticipato dall'uscita di Cusumano. Lo Jacopo cerca il pallone lungolina per la corsa di Marino e scende i tempi giusti anche tu. Questa partita e le usa. Barcellona, battuta lunga, interviene Ascone. Rimessa per il Don Bosco, Brugnano in avanti, smonta sullo Iacono, intercetta Follari, rimessa. Mano di 5 minuti alla conclusione. Dunque si rilancia naturalmente in classifica con questa Resultana San Lorenzo che rimane lì. Ricordo ancora una volta, lunedì prossimo, sempre in diretta su Sportisili, la partita contro il Città di Cinisi sul terreno di gioco del comunale del comune fuori Palermo. Intanto Costantino impegna Cusumano, poi propone questo cross Ascone di testa, pallone prolungato in qualche modo, interviene Lucca, palla persa, Randazzo, Stefano Parlato in anticipo. Poi Sei Dita con il tiro, Cusumano c'è. Direttore di gara che inizia a guardare il cronometro, mancano poco più di 3 minuti e mezzo alla fine. Sei Dita, poi il tomo sbagliato di Mulino, arriva Francesco Parlato che alleggerisce Arrancatore. Rinvia di prima, palla questa volta viaggia lontano, Follari non la tocca, arriva a buon passo, lunga la falcata a buon passo, allarga poi l'indirizzo di Costantino che non la tiene in campo. Qui controllo da parte di Tolentino che non riesce a servire i compagni. Siamo ormai negli ultimi 2 minuti e mezzo di partita, escludo parere personale del direttore di gara oltre 90 minuti, 2 e mezzo, inizio anche il commento di fine gara, partita ormai in discussione, un po' come era, a differenza di quanto era successo invece contro il Partinico Audace, per il Monreale che era andato sotto nel punteggio. Questa volta ha preso subito il timone grazie al gol di Stefano Parlato, poi ha raddoppiato dopo pochissimi minuti col raddoppio di Carlino e lì la partita si è messa in discesa contro un avversario sicuramente non all'altezza di Gaetano, il quale ha tenuto sempre il ritmo, hanno tenuto sempre il pallino del gioco in mano, hanno triplicato le marcature prima alla fine del primo tempo col colpo di testa vincente di Cristoforo di sviluppo del calcio d'angolo. Hanno potuto, hanno anche piazzato il colpo del 4-0 con Costantino, mentre poi intanto attenzione a Sei Dita che prova a vincere il duello con Ascone. Ascone poi viene fermato da dietro da Sei Dita che riceve da Randazzo. Sei Dita ingresso in area, Sei Dita incrocia e trova il gol del 5-0, chiude in bellezza la partita il Monreale che infila anche il quinto sigillo
pensa 6 dita a 1 minuto dal 90esimo, e dunque si aggiunge al discorso che stavo facendo prima, facendo un bel riassunto della gara. Appunto si aggiunge la marcatura del numero 19 entrato dopo l'intervallo al posto di De Cofano. Intanto ha già perso palla dopo il rinvio il Don Bosco Partinico. Altri 5 gol dopo quelli segnati al San Salvatore contro il Partinico Audace per il Monreale, che dimostra di aver subito giusto una battuta d'arresto nella sconfitta contro la Parma, quella che vi abbiamo documentato a fine novembre. Poi un pareggio col CUS, una vittoria larga contro i Verdi di Partinico, e adesso questa nuova affermazione con il punteggio di 5-0 mentre scade il 90esimo. Di gara che probabilmente farà completare questa azione agli uomini di Gaetano, che avanzano con Stefano Parlato, sembra un piccolo trotto, poi 6 dita, Randazzo, 6 dita passare, viene contrastato, vince il rimpallo, 6 dita evita l'intervento di Tolentino, poi prova a servire i compagni, vince un altro rimpallo, 6 dita per Parlato a tu per tu con Cusumano che sceglie bene il tempo dell'uscita. Continua a giocare 35 secondi oltre il 90esimo. Costantino, 6 dita, fermato, prova a uscire il Don Bosco Partinico mentre sembra essersi fermata la pioggia. Non si ferma invece Bulino, che evita il fallo laterale, può ricostruire dal basso. La squadra di Gaetano che avanza, passaggio di 6 dita intercettato. Brugnano, Marino, Mollari prova ad intervenire, prende anche questa, subisce fallo. Esaurito il primo minuto quasi e mezzo di recupero. Onestamente non ho visto la segnalazione, se mai ci sia stata, da parte dell'arbitro, che adesso guarda il cronometro, vede che ci sono già quasi 100 secondi oltre lo scadere del 90esimo. Con la palla che esce oltre la linea di fondo, il rinvio per Cusumano. La battuta di Cusumano, che calcia lontano Tolentino direttamente alle parti di Rancatore, che la fa scendere, la prende con le mani, fa ripartire i compagni. Barcellona, il servizio lungolinea di Bonpasso, controlla 6 dita, Parlato, tiro rimpallato, Cusumano può arrivare facilmente, ma c'è un fischio in favore del Monreale. Punizione Monreale. Sul pallone c'è Stefano Parlato. Vedremo se ci sarà un servizio in mezzo o più probabilmente il tocco per un compagno. C'è Francesco Parlato che si è portato lì vicino. Sicuramente non potrà tirare direttamente in porta Stefano Parlato. Fischio, la battuta di Francesco Parlato, la palla che si perde fuori e che dopo 3 minuti quasi e 20 finisce la partita. 5-0 Monreale sul Don Bosco Partinico. Prosegue la striscia vincente da parte degli uomini di Gaetano, a segno con Stefano Parlato, Carlino e Cristoforo nel primo tempo, con Costantino e con 6 dita nella ripresa. Ringraziamo chi ci ha seguito